nei loro siti internet. Prego. Allora, riparto da dove ho finito prima, cioè stavo spiegandovi l'indipendenza, ma mi ricollego assolutamente ai programmi. Allora, cosa vuol dire indipendenza? Vuol dire sostanzialmente cambiare le regole del gioco, cambiare le regole del nostro territorio, della nostra identità, del nostro vivere il vissuto. Ora, per fare questo, parto dal presupposto anzi, dal nostro primo, più che programma, intento. Ora, la prima cosa è che noi non promettiamo assolutamente nulla. Certo che un candidato sindaco che non promette assolutamente nulla non è un bel viatico. L'unica cosa che sentiamo di promettere è questa. Cercheremo, nel momento in cui dovessimo essere noi scelti da voi per amministrare questo paese, di fare una cosa che non ha mai fatto nessuno, e questo dimostra la nostra diversità in senso positivo. Cos'è che faremo? Il giorno in cui doveste voi decretarci la vittoria, o meglio, l'amministrazione di questa città, che non è una vittoria perché è un peso, vero sindaco? Allora, il giorno in cui doveste decretarci la volontà che noi fossimo coloro i quali devono amministrare il paese, chiederemo a questi 4 signori di metterci ad un tavolo, darci la disponibilità delle loro persone migliori e cercare di individuare nelle persone migliori che ognuno di questi 5 ha disponibile quella che dovrebbe essere la squadra che andrà ad amministrare il paese stesso. Perché noi andremo a cercare le qualità nelle competenze. Nel senso, noi abbiamo un must che è la meritocrazia. Ora, questa può sembrare per coloro i quali hanno come logica il partito politico una cosa inconcepibile. E lo capisco, perché nel momento in cui un partito vince le elezioni accaparra il potere. Questa è la consuetudine italica. Bene. Noi vogliamo ragionare in un modo completamente diverso, perché nell'indipendenza, nel caso un giorno ci si arrivasse, noi non vogliamo creare un'Italia in miniatura, vogliamo creare un gioco diverso, un modo di intendere la vita quotidiana, la vita del sociale completamente diverso. Tant'è che il nostro must è la social meritocrazia e la democrazia diretta, che sono due cose diverse da quello che è oggi l'ordinamento giuridico e statutario nazionale e non solo nazionale. Pertanto, il giorno in cui dovessimo veramente essere noi deputati ad amministrare il paese, se lui ha una persona brava nell'ambito dell'urbanistica, è veramente competente, bene che venga. Se lui ne ha uno nel sociale, bene che venga. Non è importante destra, sinistra. Mi fa piacere quando Romanello ha detto che hanno unito il centrodestra, perché spesso noi siamo identificati come centrodestra. Non è così. Non è così. Noi non siamo né Subo né Pampagnano. Non siamo né destra né sinistra, noi siamo un'altra cosa. Noi non abbiamo nessuna voglia, nessun interesse e nessuna logica per avere il potere della Carega, non ci interessa. A noi interessa che le cose siano fatte bene. Ora, non è vero e non è possibile, e sono sicuro che nessuno dei loro 4 sia convinto che tutte le persone che hanno in squadra siano le migliori in assoluto, perché sarebbe, scusate, stupido. Non potrebbe essere concepibile. È come dire, io so tutto, non esiste l'onniscienza, esiste la persona competente, esiste la persona brava, la persona... Questo noi vogliamo che le cose siano fatte bene, e si possono fare bene, basta che la gente, voi, non ragioniate col must del brand. Il brand è quello rosso e verde, quello giallo e rosso, finché la gente continua a pensare così, siamo incastrati nelle logiche politiche. Poi parlerò dei programmi. Ciao, dopo. Grazie.